giochi dal Pala Oreto. Un saluto da parte di Davide Sgroi e Sportisili. 19ª giornata del girone H di Serie B Futsal. Si sfidano Mistral e Polistena. Il Mistral, perché il Polistena potrebbe ripartire con un contropiede letale. Gran palla verticale di La Torre per il destro di Di Maria che sblocca la partita. 1-0 Mistral nel segno del suo capitano. Poi Napoli tocca il primo pallone della sua partita, sfidare Di Maria, Suolata contro Suolata, gran giocata del 17, poi triangolo con Frasca, ancora Napoli ad appoggiare per la puntata di Politano dentro, col pallone che è rimasto lì, Capitan Politano, da una gran palla per Frasca che la deve soltanto appoggiare in rete. 1-1, tocco sulle mani di Di Gio. Qua Napoli, grande idea per Spuano che non calcia, appoggia da Politano, e ancora il 10 a essere iscritto al tabellino. Prima l'assist, adesso il gol. 2-1, la ribaltata il Polistena che insura il dell'aria. Ancora Tigani, sta alla porta Borgese che ha spazio, l'8 per il 6, si inserisce Borgese e fa 3-1. Doveva pareggiare il Mistral entro la fine del primo tempo e invece va sopra di 2 il Polistena. Orlando, il puntare sposato, ancora Orlando, bene, va sul fondo il numero 6, è passato con la punta. In qualche modo Di Gio aveva fatto un primo tempo sontuoso, non inizia bene il secondo perché prende gol sul suo palo in maniera migliore. Questa seconda frazione di gioco ancora a recuperare con la Barbera, spazio per il 21 destro, è bastato un minuto per il Mistral per andare a riprendere questa partita. Un inizio super e un inizio invece shock per il Polistena. Muro, ancora l'8, Fuente, tanto spazio per andare a calciare, poi destro di Orlando col pallone che rimane lì a metà, doppietta del numero 6, importantissimo in questa seconda frazione di gioco, la ribaltata completamente il Mistral. Forse voleva anche un fallo di mani. Napoli riparte bene con lo slalom, ancora il 17 dentro, calciato verso la porta di Liberto che poi riparte dall'arpiede, contropiede per il Mistral, tanto spazio per Di Liberto che batte il contropiede, lo serve Muro, la solita azione tipica del portiere in maglia 26 che quando vede spazio se lo va a prendere e fa il 5-3. Ancora Napoli, spazio per calciare, per esempio la Barbera, poi Politano dentro, una gran palla per Tigani, va sotto tutto solo dalla difesa del Mistral. 5-4, 30 secondi, Borgese, la perde sul pestino della Barbera, la porta vuota, Muro per chiuderla, game 7 match, 6-4, segna Muro e il Mistral, mi sento di dire, si porta a casa questi 3 punti importantissimi. 6-4 e ormai manca pochissimo. Di Maria intanto calcia e fa addirittura 7-4, Capitan Di Maria, 7-4. Qui la partita con Sposato che tiene il possesso. Di Maria si va a